L'attesa è finita. Con il primo allenamento della stagione, svoltosi ieri sera sul terreno del campo sportivo di Gruaro, in un contesto climatico impossibile, l'avventura in Serie D del Portogruaro può dirsi ufficialmente iniziata. Una stagione che per la prima volta dal dopo rifondazione parte senza particolari proclami, con tante speranze, ma con l'obiettività di chi è ben consapevole che il traguardo da raggiungere è per prima cosa il consolidamento della categoria. Assolutamente sì, anche se consolidare è una parola un po' ambigua, nel senso che negli ultimi 4 anni il Portogruaro Calcio ha sempre ambito a posizioni di alta classifica e il DNA nostro è questo, insomma, quindi siamo felicissimi della campagna acquisti, ci sono dei giovani molto interessanti che daranno sicuramente una mano a un gruppo storico che si meritava la riconferma per aver portato appunto il Portogruaro in Serie D. Dichiarazioni che sparigliano le carte in tavola rispetto a quello che si era sempre detto durante l'estate, quando sembrava che gli obiettivi non andassero oltre una salvezza il più possibile tranquilla. Diciamo che va a cambiarlo parzialmente, nel senso che un campionato di Serie D ti obbliga ad avere 4 fuori quota e 4 su 11 sono tanta cosa e noi abbiamo puntato soprattutto sui giovani e siamo convinti di aver portato a casa dei giovani molto interessanti che potranno dare una mano per fare delle prestazioni ottime. L'attesa lascia adesso spazio alla curiosità di vedere questa squadra all'opera nei primi test stagionali, soprattutto al cospetto delle dirette concorrenti. Una compagine allestita nel segno della continuità con il gruppo dello scorso anno, rinforzata da 2 innesti di esperienza come l'attaccante Bonaldi e il difensore centrale dal Compare, e da 5 giovani quali i portieri Piva e Muraca ed i centrocampisti Ferramisco, Peresin e Roda, tutti dal curriculum interessante e soprattutto pieni di entusiasmo nell'indossare una maglia di grande tradizione come quella granata. I conti li tiriamo poi alla fine. È chiaro che noi facciamo sempre i passi secondo la gamba e non esageriamo mai nel budget perché è un campionato sicuramente molto impegnativo sotto questo punto di vista e quindi i costi sono lievitati parecchio. Comunque siamo certi che andremo in campo non sicuramente per fare presenza, ma siamo abituati ad andare in campo per vincere. Questa è la realtà.